Buongiorno a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Mi sistemo come al solito, questa sedia mi tende degli agguati per farmi cadere. Bellissima l'inciampo, la caduta in diretta. Sarebbe comunque la partita della settimana. Come ogni sabato vi racconto una partita del passato. Oggi, come la settimana scorsa, parliamo della Coppa America, ma in generale io vi voglio parlare della Coppa America del 2001, non solo della finale. Poi avete visto in copertina c'è la finale tra Colombia e Messico, giocata il 29 luglio del 2001, ma io vi voglio parlare di quella Coppa America del 2001 organizzata proprio dalla Colombia, che fu forse un unicum nella storia del calcio, veramente qualcosa che è andata oltre il mero pallone. Ma perché? Che cosa è successo? Alla Colombia fu affidata l'organizzazione della Coppa America del 2001 dopo che i colombiani purtroppo si erano trovati a dover rinunciare ad organizzare i mondiali del 1986 che gli erano stati assegnati pochissimo tempo prima dell'inizio proprio dei mondiali di Colombia 86, che non è mai esistita. Ci fu un terremoto enorme, devastante nel paese, ed ebbero ovviamente altro a cui pensare e non parteciparono neanche ai mondiali. Fu poi data al Messico l'organizzazione dei mondiali. La Colombia ci riprova con l'organizzazione della Coppa America del 2001 e pensate che sta per saltare pure quella, perché intanto la Colombia ci arriva con una nazionale che è in un periodo di passaggio tra la vecchia generazione e quella degli anni 90, che avrebbe dovuto vincere e che non ha vinto niente, e che poi è andata un po' in declino con un brutto USA 94 e un ancora più brutto Francia 98. È una generazione nuova capitanata da Iván Ramiro Córdoba, che era il capitano della nazionale e giocatore dell'Inter. È una nuova generazione che poi pian piano è risalita fino ad arrivare poi agli ottimi mondiali, ad esempio del 2010, del 2014, in cui era un'ottima nazionale. Il problema è che poco prima dell'inizio del torneo della Coppa America del 2001 riprendono delle tensioni e degli scontri enormi tra l'esercito del governo e quello che veniva chiamato l'esercito del popolo, la famosa FARC, le famose FARC, Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia. Non è che ci fossero degli agguati e delle tensioni, c'erano proprio delle sparatorie in quasi tutti i quartieri delle maggiori città della Colombia. E questo che cosa determina? Determina la paura da parte delle altre federazioni, delle altre nazioni, anche dei capi di governo delle altre nazioni partecipanti alla Coppa America, che iniziano a fare pressioni sulla CONMEBOL, cioè che è praticamente il corrispettivo della UEFA in Sud America, che inizialmente vuole lasciare la Coppa America alla Colombia, non ritiene giusto togliergliela, sarebbe, loro dicono, come dar ragione, come far vincere un po' i violenti. Eppure la Colombia non è un paese sicuro in quel momento. Riunioni contro riunioni, manca pochissimo all'inizio della Coppa America. Il Venezuela, intanto zitto si è alzato il ditino, ha detto beh, se gliela togliete noi ci siamo. Alla fine la CONMEBOL decide di lasciare la Coppa America alla Colombia, ma posticipare la manifestazione di un anno. A quel punto è la federazione colombiana e proprio lo Stato della Colombia, il governo della Colombia, che dice no, tra un anno ci sono i mondiali, come facciamo a far coesistere Coppa America e Coppa del Mondo? La CONMEBOL ritorna sui suoi passi e dice ok, lasciamo tutto così, si parte. Putiferio assoluto. Il Canada, che si è qualificato, se ne va e viene ammesso il Costa Rica. Brasile ed Uruguay si inalberano e attuano una protesta, lasciando a casa molti big e mandando una squadra sperimentale, una nazionale sperimentale. Brasile ed Uruguay sono tra le nazionali potenzialmente più forti. Il Brasile è anche campione in carica, anzi ha vinto le ultime due edizioni, 97 e 99. L'Argentina
si rifiuta, in un primo momento vuole andare, poi si rifiuta e si ritira. Si apre tra l'altro anche un incidente diplomatico tra i due stati, tra Argentina e Colombia. Viene ripescato l'Honduras, che sarà la rivelazione del torneo, e pensate che il commissario tecnico dell'Honduras, un po' come aveva fatto quello della Danimarca nel 92, si mette a telefonare ad uno ai calciatori che nel frattempo sono in ferie, e la leggenda dice che qualche calciatore si fece negare dalle mogli e dalle fidanzate perché non voleva rinunciare alle ferie per andare a giocare la Coppa America. Alla fine andarono, e l'Honduras fu anche la rivelazione del campionato, del torneo. Tutto questo sorride alla Colombia, che è una delle grandi favorite del torneo, la favorita anche se con una formazione sperimentale, che è il Brasile. Cade clamorosamente ai quarti di finale contro l'Honduras il 23 luglio, quando si svegliano i tifosi colombiani che non avevano seguito la partita, quasi non ci credono, dicono veramente il Brasile è uscito. La Colombia a quel punto ha un'autostrada verso la finale. In semifinale batte proprio l'Honduras per 2-0, nell'altra semifinale il Messico, di cui ho la maglia, batte 2-1 l'Uruguay. La finale il 29 luglio è Colombia-Messico, la Colombia vince 1-0 grazie ad un gol di Cordoba a metà del secondo tempo e si porta a casa la sua prima e finora unica Coppa America della sua storia, con la competizione organizzata in casa, ma forse in una manifestazione che non si sarebbe dovuta giocare e che davvero alternava. Le notizie che si alternavano dalla Colombia erano i risultati delle partite e le sparatorie nelle strade, forse non l'atmosfera più giusta per la Coppa America, che è sempre stata una delle manifestazioni più accattivanti nell'estate, insieme ai mondiali e agli europei. Altro che mondiale per club. Questo è lo Scrigno del Calcio, torno la settimana prossima con una nuova partita. Ciao a tutti.